Il professor Vincenzo Gallucci, direttore dell'Istituto di Chirurgia Cardiovascolare dell'Università di Padova, notissimo in Italia e all'estero, è stato ospite questo pomeriggio del Rotary Club di Treviso presso l'Associazione fra gli industriali della provincia. Ad un pubblico numeroso e attento ha parlato del trapianto di cuore in Italia alla luce delle esperienze finora attuate a fronte di una legislazione purtroppo carente in materia. Molto tempo pare del resto passato da quel 14 novembre 1985, quando il professor Gallucci eseguì il primo trapianto di cuore nel nostro paese, utilizzando l'organo donato da un giovane trevigiano. Ma da allora che cos'è cambiato? A che punto siamo oggi? È quello che abbiamo chiesto al cardiochirurgo. A che punto siamo? Sicuramente dal punto di vista dei risultati questi sono molto buoni, in quanto complessivamente in Italia si è ottenuto un risultato, pur essendo il primo anno, che è paragonabile con favore, con vantaggio per noi, con quelli di tutto il resto del mondo, dove i trapianti di cuore sono iniziati prima. D'altra parte noi ci siamo inseriti al punto a cui gli altri erano già arrivati, utilizzando le loro esperienze positive e negative, quindi questo sicuramente ci ha giovato molto. In questo momento c'è un grande problema che riguarda non solo le donazioni e i trapianti di cuore, ma anche i trapianti di altri organi, della grossa scarsità di donazioni. C'è stato un vero e proprio crollo verso la fine del 1986, all'inizio del 1987, con una riduzione a circa metà non solo nei trapianti di cuore, ma anche nei trapianti ad esempio di rene, di cui c'è un bisogno incredibile, valutabile oltre i 20.000 casi, e che veramente sta ponendo anche a livello delle autorità della sanità, del Ministero della Sanità, che forse consideravano abbastanza poco questo problema in passato, sta facendo sorgere il problema di incentivare, di consigliare, di facilitare chi prenda questa decisione certamente dolorosa, ma però molto umana e di grande solidarietà, che è quella di donare gli organi di persone che muoiono perché siano trapiantati a qualcuno che ne ha bisogno per sopravvivere. Si fa un gran parlare in questi giorni, e dovremmo certamente meravigliarci, se così non fosse, dell'intervento che ha subito Claudio Villa. Ecco, può parlarci di questo intervento specificamente e soprattutto aggiornarci sulle condizioni del paziente? Un malato di coronarie che è stato appunto operato ai coronari, è una situazione molto complessa, ha avuto alcuni problemi che però mi sembra che in questo momento stia migliorando di giorno in giorno, quindi a questo punto si può essere molto più ottimisti.